Si è chiusa con un grande successo di pubblico e partecipanti la prima tappa del campionato Triveneto Trial 2017 Outdoor. Per il quarto anno consecutivo il Trial Park Euganeo di Padova ha ospitato questa manifestazione che ha registrato un record, quello degli oltre 140 trialisti che hanno preso parte all'evento. Merito del Motoclub Trial Valchiampo e dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Trialisti Euganei che hanno organizzato tutto alla perfezione. Il Trial Park Euganeo, l'unico nel territorio padovano, ha anche ospitato un paddock con area ristoro aperta al pubblico. Grazie all'impegno di sponsor quali Valbona, Salumificio Brugnolo, Birra Antoniana e Carrozzeria Nuova Milano, la giornata di domenica 19 marzo si è trasformata in un appuntamento di festa che ha attirato moltissimi appassionati ma anche semplici curiosi. Oltre agli adulti erano presenti 35 piloti appartenenti alla categoria Juniores ai quali erano dedicati 3 zone, oltre a quella delle moto storiche che hanno solcato il percorso con molto entusiasmo. Il Trial Park Euganeo di Viale Nereo Rocco, all'altezza del parcheggio nord dello Stadio Euganeo, è collocato in una posizione strategica, facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza con l'autostrada e la tangenziale di Padova. Non solo, oltre ad ospitare gli allenamenti del sabato e della domenica, è previsto un progetto rivolto alle scuole per avvicinare i più giovani al trial.